Il convegno di oggi, a mio avviso, è stato particolarmente importante perché ha cercato di dare unità a un tema, quello delle certificazioni, e dei vari strumenti che sono vicini alle certificazioni e che possono essere introdotti nelle organizzazioni, con il tentativo di chiarire il tipo di relazione che ci sono fra i vari strumenti. Ma essenzialmente ho cercato di far fare ai relatori che mi hanno seguito, e di questo li ringrazio, e agli uditori un esercizio logico. L'esercizio logico di osservare la realtà e capire dove e quando questa realtà, i fenomeni che tutti i giorni sono sotto i nostri occhi, possono essere migliorati per dare un contributo alle pari opportunità. E il tema della certificazione è molto utile perché la certificazione è qualcosa che va a osservare un fenomeno e a definirne gli standard di qualità in un momento in cui non ci sono particolari pressioni che portino a individuare determinate caratteristiche rispetto ad altri, ma si guarda alla qualità di quello che voglio raggiungere. Dopodiché vado a guardare se il fenomeno concreto, misurandolo, corrisponde a questi standard. Sono due passaggi, uno oggettivare e l'altro conoscere, approfondire, due passaggi che sono di contrasto al pregiudizio. Il pregiudizio è quando io esprimo un giudizio senza conoscere e senza oggettivare, e il pregiudizio, noi lo sappiamo, è alla base delle discriminazioni. Quindi tutti i processi di certificazione o introduzione di standard nelle organizzazioni, ma se vogliamo nella vita di tutti i giorni, abbiamo parlato anche delle certificazioni di competenze che riguardano l'individuo singolo, non l'organizzazione, aiutano a fare questa operazione, un'operazione di conoscenza, di misurabilità che permetta alle organizzazioni e agli individui di essere consapevoli delle proprie caratteristiche e attraverso queste poter esplicare pienamente le potenzialità, direi, dell'organizzazione e dell'individuo senza pregiudizi, lasciando liberi tutti quanti di esprimersi, e credo che sia la cosa migliore per raggiungere un obiettivo di parità.